Un nuovo appuntamento di Amici Amici. In questo anno della cultura che accomuna Brescia e Bergamo, i rispettivi abitanti davvero si conoscono reciprocamente. I bergamaschi oggi dovranno riconoscere la bresciana Piazza del Mercato con l'elegante Palazzo Martinengo Palatini. I bresciani invece vedranno l'immagine di Palazzo della Ragione, sotto, del XII secolo, che a Bergamo divide Piazza Vecchia da Piazza del Duomo. Vediamo. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Eccoci quindi a Bergamo e guardate che bella coppia de Juinot che ho trovato. Il signor Berto, Filomena, bravi, voi siete bergamaschi? sono bergamasco, mentre E lei? origine napoletane però. Effettivamente Filomena non è proprio il nome da Bergamo Alto, Bergamo Basso. Allora, questa è una piazza bresciana, lei che frequenta Brescia o frequentava insomma del centro di Brescia, magari la sa riconoscere. no, A due passi da Piazza Vittoria, si chiama Piazza del Mercato questa. e rimane A Brescia centro. zona. Ci riconosco la zona Piazza Arnaldo. No, dall'altra parte, esatto, verso Piazza Vittoria, verso ovest in qualche modo. La piazza della Loggia. Così, da quelle parti. Ecco, vabbè, quindi quando verrete a Brescia verrete a visitare anche la nostra piazza del mercato. Oh, ma alla fine, insomma, sto anno della cultura, come andrà? Com'è? Speriamo che vada bene, anche perché la cultura al giorno d'oggi penso che sia indispensabile e ti aiuta parecchio. Ci vuole, insomma, speriamo di portare amici sia a Brescia che a Bergamo, insomma, anche di tante parti dell'Italia. Lei faccia pubblicità tra amici e parenti giù in meridione. Certo, sicuramente, Va assolutamente. bene. Allora salutiamo gli amici bresciani all'ascolto. Saluto caro a tutti gli amici bresciani. I cugini, benissimo. Noi andiamo a Brescia adesso, grazie. Siamo tornati a Brescia in via 10 giornate in compagnia di Roberto, Roberto. Tu sei bresciano? della provincia. Ci puoi dire la zona perlomeno? Sono nativo di Salò, abito a Vobarno però. E come vanno le cose lassù? Non ci lamentiamo, dai. Senti Roberto, tu Mai lamentarsi. Mai lamentarsi, infatti, anche in questo momento di supplizio di fronte alle nostre telecamere. No, dai, speriamo che sia un momento di piacere. Tu Bergamo un po' la conosci, sai? Sì, la parte alta della città è Bergamo Alta, sì. E perché la conosci? Ma allora è stata la mia prima gita scolastica ancora ai tempi delle medie, però ci vado spesso, mi piace molto la zona Piazza Vecchia, la Cappella Colleoni, la Santa Maria lì Maggiore mi sembra, la Di Sant'Alessandro. cattedrale di Sant'Alessandro. Questa mescolanza di stili in un'unica piazza è una cosa bellissima. Ragazzi, ma questo è davvero acculturato e preparatissimo su Bergamo e Bergamo Alta. Potrebbero fare la cittadino onorario bergamasco, poi i bresciani come la prenderebbero? Non so, c'è sempre stato un po' tra Brescia e Bergamo, però dai, adesso capitale della cultura dobbiamo essere amici, Almeno per quest'anno, dai, facciamo i bravi anche successivamente, dai, poi scherziamo un po', ma come diciamo siamo stati accomunati anche dalle tragedie, insomma, quindi sì. almeno ora le cose speriamo vadano meglio. Quindi io che te la faccio vedere sta immagine, la conosci? Cos'è? È Piazza Vecchia, Piazza Vecchia, la fontana, il palazzo comunale, lo scalone, qui c'è la torre, tutto sa, Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione esattamente. Vedi, ma tu a Bergamo, dici la verità Roberto. No, a Bergamo no, A Bergamo no, tutto il resto d'Italia sì. in passato a Verona. A Verona? Sì. Senti, e c'è qualcosa secondo te che i bergamaschi hanno e che i bresciani non hanno? Cosa invidia i bergamaschi? Ma sicuramente, come dicevo prima, la parte alta della città, perché il centro storico di Brescia è un gioiellino, non c'è che dire, però Bergamo Alta è Bergamo Alta, cioè molto bella. E la fede calcistica? Ma io non sono un grande appassionato di calcio, però dai, la Leonessa è la Leonessa. È un personaggio bergamasco, lei lo conosce? Sì, Gaetano Donizetti, il musicista, o anche il capitano di Ventura Bartolomeo Colleoni. Tutto sa, bravo Roberto, lei è un uomo di cultura, saluti bergamaschi allora in dialetto e in italiano. Grande Bergamo, grande, ho anche dei grandi amici a Bergamo tra l'altro. Che rimarranno amici dopo questa intervista. Sì, sicuramente. Alla prossima, grazie a tutti, ciao. Brescia e Bergamo